Governatore Fedriga ha ribadito più volte che non c'è nessuna intenzione di chiudere gli ospedali. No, anzi, viene data una mission a entrambi gli ospedali. Purtroppo chi voleva lasciare una situazione di incertezza con un punto nascita sospeso, un punto nascita aperto, senza dare una mission all'ospedale di Palmanova, avrebbe voluto dire condannare i due presidi ospedalieri. Capisco che qualcuno, raccontando menzogne ai cittadini, dice che chiudendo il punto nascita si chiude l'ospedale, una bugia enorme, anzi si potenzia l'ospedale di Palmanova finalmente e si ha il coraggio di fare delle scelte sul medio-lungo periodo e non soltanto sulla sanità. Io non penso che si possano fare delle scelte del consenso immediato. Abbiamo la responsabilità di garantire il diritto alla salute dei cittadini di questa regione. Avete previsto il giorno 29 per la chiusura del punto nascita di Palmanova? Sì, c'è il vicepresidente Riccardi ovviamente che sta seguendo tutta la questione. Io spero che riusciremo a dare tutte quelle risposte che ci siamo prefissati. Sono convinto che finalmente c'è un'amministrazione regionale che ha il coraggio di fare delle scelte, altrimenti l'alternativa era il collasso del sistema sanitario della nostra regione e finalmente invece noi vogliamo garantire un diritto alla salute adeguato ai cittadini di questa regione. Vicegovernatore Riccardi, no a battaglie di campanili, no a battaglie nelle piazze per la salute, perché è un diritto importante. Ma guardate, il problema della nostra salute deve essere garantito da un modello che non può essere più quello che oggi abbiamo, perché la società è completamente diversa, quindi vanno fatte delle scelte forti e soprattutto vanno fatte, non è soltanto una vicenda di natura economica, perché il primo problema che abbiamo è la disponibilità dei professionisti, cioè non abbiamo i medici e quindi bisogna concentrare le attività affinché i medici possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza con le migliori tecnologie a disposizione, alzando il numero dei casi che consenta loro di acquisire ulteriore professionalità. E questa è la scelta di fondo. Se noi immaginiamo di poter continuare a dividere le prestazioni in tutti i punti ospedalieri che abbiamo, faremo un grande errore e vedremo i risultati che vediamo, perché i cittadini della Bassa Friulana oggi, 1 su 3, va a chiedere prestazioni fuori da questi due ospedali. Quindi noi non dobbiamo chiudere gli ospedali, noi non chiuderemo gli ospedali, ma garantiremo a questi ospedali di fare delle attività diverse. Quindi vorrà dire che se ci sarà la necessità di una vicenda complessa, il cittadino di Palmanova potrà andare alla Tisana, quello di Latisana a Palmanova, altrimenti si affiderà all'hub di Udine. Ma l'organizzazione deve dare e garantire queste risposte, altrimenti rischiamo semplicemente che il sistema cada sotto il profilo della qualità. Io oggi ho raccontato la storia di due genitori e del loro figlio, l'ho raccontata perché loro l'hanno raccontata prima, altrimenti non mi sarei permesso di farlo, però quello è un caso che dimostra come le tecnologie, le risposte che le aziende sanitarie sono riuscite a dare e l'incapacità di una qualità elevata dei professionisti con un numero di casistiche elevata a disposizione non sia riuscito a dare una risposta che magari non poteva riuscire a risolvere un problema purtroppo di quello che stava accadendo, però è un sinonimo importante rispetto a quello che accade. Bisogna avere il coraggio di dire le cose come sono, con rispetto e determinazione. Non si può continuare a gestire la materia della salute della gente perché c'è un problema di avvicinarsi a una campagna elettorale e costruire un consenso, un dissenso attorno a questo. Abbiamo fatto così per 20 anni. Ecco, io penso che questo popolo, al di là del dissenso, del consenso, tra qualche anno coloro che non condividono e magari sono strumentalizzati da qualcun altro che vuole fare un po' di carriera politica, io penso che capiranno queste scelte. E questa è la responsabilità del governo. Io l'ho detto prima, io come uomo, come padre, io non posso per me, e soprattutto per l'impegno politico e la responsabilità che ho, non voglio che storie come quelle di Samuele si ripetano.